15ª edizione del Giro del Friuli, categoria Juniores, raduno di partenza per la prima delle 4 tappe previste in quel di Tolmezzo in provincia di Udine per i 163 partecipanti in rappresentanza di 28 formazioni. 28 squadre che si confronteranno a cronometro su di un tracciato di 10 km 800 metri che dalla linea di partenza incontrerà la strada che spiccatamente scenderà per 5 km e 400 metri, poi ci sarà un'inversione di marcia e il ritorno sulla carreggiata opposta sarà tutto in salita. Non una pendenza accentuata, ma pur sempre un tratto impegnativo dove qualche concorrente potrebbe incontrare delle difficoltà. È la società ciclistica Fontana Fredda del presidente Stefano Baviera ad organizzare questo evento che per la prima volta in 15 edizioni si svolge in 4 giornate di gara. 4 tappe, 3 delle quali si svolgeranno interamente sul territorio della Carnia. Tolmezzo, Ovaro, Paularo, Paluzza e Monte Zoccolan saranno le località toccate dalla manifestazione che ovviamente propone in cabina di regia Gilberto Pitarella una garanzia dalla provata esperienza in fatto di allestimenti ciclistici. Ma veniamo al cronoprologo a squadre che ha visto primeggiare sul traguardo di Tolmezzo Riccardo Bobbo, Marco Grendene, Fabio Mazzucco, Davide Bauce, Enrico Molena ed Emanuele Zummerle, ovvero sia la formazione trevigiana della Borgomolino Rinascita Ormelle che con il tempo di 12 primi 31 secondi e 34 centesimi alla ragguardevole media di 51,725 sbaragliava il campo e realizzava il miglior tempo, regalando al presidente Pietro Nardin il primo successo stagionale. Al secondo posto, dopo diversi chilometri sul filo dell'incertezza, si andava a collocare la formazione veronese diretta da Riccardo Minali, e vale a dire la Cipollini e Sally Steffen, che schierava Giulio Masotto, Samuele Carpenè, Enrico Spadini, Davide Martini, Sebastiano Mantovani e Michael Minali, che a percorrere i 10 km 800 metri impiegava 12 primi, 39 secondi e 99 centesimi. Quindi rendeva alla Borgomolino Rinascita Ormelle 8 secondi e 35 centesimi. Terzo gradino del podio per un'altra squadra veronese, l'Autozai Contri, che si presentava al via con Filippo Zanna, vincitore del Giro delle Friuli della scorsa edizione. Con Zanna anche Mattia Petrucci, ex tricolore tra gli allievi nel 2016, Christopher Consolaro, Matteo Panarotto e Nicola Graziato con Marco Fontana. Di un'inezia superiore alla Cipollini il tempo finale dell'Autozai Contri, che concludeva in 12 primi, 40 secondi e 66 centesimi, 9 secondi e 2 centesimi di ritardo nei confronti della Borgomolino e appena 67 centesimi peggio della Cipollini. Allora Cristian, una vittoria che speravi arrivasse o è stata una sorpresa? No, non è stata una sorpresa perché noi da tempo che pedaliamo, andiamo forte nelle corse, facciamo fatica a vincere, quello sì, però i secondi e terzi posti dimostravano che la squadra c'era ed era compatta. Nella cronometro sapevamo di essere preparati, sapevamo di avere gli uomini, certo non era facile vincere con le squadre che c'erano oggi agguerrite, però mi hanno sorpreso perché nel tracciato qui hanno fatto una media che non me l'aspettavo. Riccardo Bobbo. Finalmente una vittoria, mancava dall'inizio di stagione, adesso avete vinto tutti 6 in un unico momento. Tu sei capoclassifica, domani ti attende una tappa impegnativa. Sì, domani ci attende una gran bella tappa, ma l'obiettivo rimane sempre quello che ci darà l'allenatore, per cui io lascerò che decida pur lui. Cercherò di difenderla, chiaro, il più possibile, però abbiamo già un po' degli obiettivi e speriamo che vada tutto bene, come siamo prefissati. Si dice che uno dei tuoi obiettivi sia lo Zoncolan. Si dice forse un po' male, però vabbè, io ci credo, chiaro, non si smetterà mai di credere, però chiaro, darò tutto. Allora Assessore, è stata una serata bellissima, il tempo ci ha graziato, è stato uno spettacolo, la prima volta a Tolmezzo, quindi un esperimento che si potrebbe ripetere anche negli anni a venire. Senz'altro sì, è stata una bella esperienza, è stata una cosa qualificata, una gara qualificante anche per Tolmezzo. Auspichiamo che anche per i prossimi anni l'associazione sportiva Fontana Fredda si pensi di utilizzare il nostro territorio, il nostro comune, le nostre strade per ripetere il Giro. Per noi è motivo di orgoglio e di soddisfazione pensare che lo sport ciclistico sia parte importante per il nostro territorio.
Ovaro Alta Carnia, porta d'accesso al Monte Zoncolan, ospita la partenza della seconda frazione del Giro del Friuli Junior, una tappa ondulata che vivrà il suo finale in quel di Paularo dopo 95 km di corsa. Poca la pianura che oggi i corridori incontreranno, sarà un mangia e bevi continuo fino al difficile finale verso il traguardo, con la strada a salire fino ai 3 km conclusivi. Presidente Stefano Baviera, seconda tappa del Giro del Friuli, un Giro del Friuli rinnovato, un Giro del Friuli rilanciato, una soddisfazione per la società ciclistica Fontana Fredda ma anche per l'intero movimento friulano. Sì, finalmente siamo riusciti a riproporre un Giro del Friuli completo, 4 giorni, tutti programmati nella Carnia, ultima tappa la faremo al 110°. Grazie all'aiuto delle amministrazioni comunali e istituzioni regionali, ma soprattutto grazie all'aiuto dell'organico che ci ha sostenuto in modo veramente attivo nella programmazione e nell'esecuzione di queste gare, siamo riusciti a fare una bella manifestazione. Il tempo fortunatamente ci sta sostenendo, speriamo che sia così fino alla fine. 4 tappe, probabilmente non era mai successo che il Giro del Friuli arrivasse a queste dimensioni. No, in effetti nello storico raggiungeva le 3 tappe, negli anni passati abbiamo dovuto ridurle a 2 per motivi economici, quest'anno i motivi economici non sono cambiati, però abbiamo voluto scommettere su questo tipo di manifestazione, abbiamo avuto il sostegno appunto delle amministrazioni comunali qua locali che ci hanno accolto favorevolmente e quindi speriamo che anche dal punto di vista economico alla fine ci sia un ritorno perlomeno al pareggio. Da Ovaro a Paularo, che tappa è oggi? Oggi la seconda tappa, Ovaro-Paularo, sembra una cosa semplice, in realtà non lo è così. Le prime salite sono relativamente facili, la più impegnativa, anche se sembra non impegnativa dal punto di vista delle pendenze, è quella di Paularo, perché è una salita continua, gli ultimi pezzi prima delle gallerie ha delle pendenze interessanti che faranno sicuramente selezione. E dopo che il presidente Stefano Baviera aveva omaggiato il sindaco di Ovaro Mara Beorchia, la corsa muove inserendosi in un circuito di 13 km da ripetersi per 4 volte, 4 passaggi sul Gran Premio della Montagna di terza categoria di Raveo, 3 km molto pedalabili dove non ci dovrebbero essere delle difficoltà, almeno per chi punta a vincere questo giro, quindi potrebbe essere una tappa interlocutoria dove possono trovare spazio chi magari con meno ambizioni cerca il successo di giornata. Ed infatti il gruppo lascia andare 16 fuggitivi, e vale a dire Mattia Soprana della Sissio Team, Luca Regalli dell'Aspiratorio Telli, Kevin Bonaldo e Filippo Stocco del Giorgione, Alex Piccinini, Italia Nuova, Florian Friedrich della Steiermark, Moreno Nicle del Nicola Rizzo e San Simone Zanandrea della Northway, Emanuele Ansaloni della San Carlese, Riccardo Pasquali San Demiano Cycle Team, Davide Cattaneo del Team Giorgi, Alessandro Michelucci del Casano, Leonardo Pasquotto Ausonia, Donatello Viola Vini Fantini e Diego Cisamolo della Work Service. Vantaggio che si aggira sempre intorno al minuto e che non assume mai proporzioni importanti. Sembra quasi che al gruppo questa situazione va di più che bene. I favoriti per la tappa dello Zoncolan, dove probabilmente si deciderà il giro, rimangono cauti alla coperto senza spendere troppe energie e così i battistrada vanno a giocarsi il Gran Premio della Montagna di seconda categoria a Pian de Sias in località Verzegnis, dove Florian Friedrich passa davanti a tutti. Nel frattempo tra i battistrada qualcuno però ha perso contatto, rimangono davanti Friedrich, Pasquali, Piccinini, Pasquotto, Michelucci, Zanandrea, Regalli, Cattaneo, Ansaloni, Cisamolo e Soprana. Alle 11 si aggiunge Stefano Lira, Industrial Forniture Moro, uscito dal gruppo quando questi viaggiava a poco più di 20 secondi dalla testa e quando sembrava che il tutto si ricompattasse. Il grosso però improvvisamente rallenta e la fuga prende ancora vigore. Davanti intanto cade Diego Cisamolo della Work Service e successivamente anche Florian Friedrich della formazione austriaca dello Steiermark. Rimangono quindi in 10 verso Paularo. Ora la strada sale sempre sensibilmente, soltanto gli ultimi 3 km ritorneranno pianeggianti, anche in discesa prima dell'ingresso in Paularo. L'ultimo arrivato davanti, vale a dire Stefano Lira, forza i tempi cercando di sgretolare il pelotoncino dei 10 e ci riesce, rimane da solo, adesso la strada spiana un po' e lui, grande passista, può esprimersi bene in questo finale. Dietro a Lira si sono nel frattempo sfaldati ed ognuno gioca come può questa partita, mentre il corridore diretto da Paolo Versolato viaggia con qualche secondo di vantaggio sul resto della compagnia. Una vittoria per Lira in questa stagione, a Badoer in provincia di Treviso, il 1 maggio.
Alle spalle del battistrada rinviene forte Emanuele Ansaloni, portacolori della San Carlese Biciculte, che aggancia Lira all'altezza di 4 km alla conclusione. Si forma così una coppia al comando di questo 15° Giro del Friuli, disegnato bene, organizzato meglio dalla società ciclistica Fontana Fredda. Ma non è finita, poco dopo ritorna sotto anche Luca Regalli e Aspiratorio Telli, 3 uomini dunque a comandare la testa della corsa, una corsa che sta vivendo un finale davvero elettrizzante, con situazioni che cambiano ad ogni chilometro. Dopo Ansaloni e Regali, anche un'altra coppia si riporta sul terzetto, e vale a dire Leonardo Pasquotto dell'Ausonia e Simone Zanandrea della Northway Upper Cervical. 5 dunque in lizza per il successo di tappa: Ansaloni, Lira, Pasquotto, Regali e Zanandrea. Un quintetto che viaggia con una decina di secondi su Alessandro Michelucci, Casano, l'unico della fuga iniziale dopo i 5 davanti a non essere ancora raggiunto dal gruppo, segnalato in forte rimonta in questi ultimi chilometri. Triangolo rosso dell'ultimo chilometro in vista, 1000 metri alla conclusione. E sarà sicuramente una volata a 5, perché ora non c'è più il terreno per poter azzardare qualche soluzione di forza. Il meglio piazzato nella generale è Simone Zanandrea della Northway, che accusa 21 secondi di ritardo, mentre Regali d'Aspiratorio Telli ne ha 23, Ansaloni della San Carlese 27, Lira dell'Industrial Forniture Moro 28 e Pasquotto dell'Ausonia 40 secondi, quindi oltre al successo di tappa potrebbe arrivare per Zanandrea anche il simbolo del primato con la maglia giallo-blu regione Friuli Venezia Giulia. Paularo è oramai sullo sfondo, un paio di curve ancora e poi l'ingresso sul rettilineo conclusivo. Si controllano un po' davanti, quindi il gruppo dietro sta recuperando parecchio. La Borgomolino Rinascita Ormelle vuole difendere la maglia di Riccardo Bobbo ed è proprio il leader in persona a condurre l'inseguimento. Ultimi metri dunque di questa frazione che da Ovaro sta portando i corridori a Paularo, paesino carnico di 2500 abitanti, posizionato nella valle di Incaroio, a 690 metri sul livello del mare. Tutti e 5 in un fazzoletto, siamo ai 500 metri dal traguardo, soltanto Lira tra i battistrada ha assaporato il gusto della vittoria in questa stagione. Lira che è pure un corridore veloce come il piacentino Luca Regali. Si controllano, rallentano e così per Zanandrea, che invece dovrebbe impegnarsi per la conquista del primato, sfuma la possibilità di conquistare la maglia di capo classifica. Gruppo a 15 secondi. Passa anche Alessandro Michelucci del Casano, primo inseguitore. Arriva anche il plotone lanciatissimo, ma per i 5 oramai è fatta, se la giocheranno loro la vittoria in questa seconda tappa del Giro del Friuli. E sul breve rettilineo conclusivo di Paularo sbuca dall'ultima curva Luca Regali, Aspiratorio Telli, che regola Stefano Lira, poi Pasquotto, Ansaloni e Zanandrea. A 10 secondi Alessandro Michelucci conclude al 6° posto. A 15 secondi il gruppo è regolato da Bolcato su Smirnov, Saccon e Tessari. In virtù di piazzamenti Fabio Mazzucco, Borgomolino è il nuovo capo classifica. Fabio Mazzucco, oggi questa maglia di leader potrebbe restare per molti giorni sulle tue spalle. Domani c'è una tappa che ti si addice, quindi parti con buone possibilità di vincere questo Giro del Friuli. Sì, domani è una tappa impegnativa, c'è l'arrivo in salita. Adesso ho un po' di secondi di vantaggio sui diretti rivali e cercherò di difendere la maglia e se c'è la possibilità anche di attaccare. E quindi ci credo e spero di star bene. Renata Bagatin, consigliere regionale delle Friuli Venezia Giulia, le istituzioni a fianco degli organizzatori. Voi fate molto anche per questo territorio. Certamente è una cosa davvero emozionante collaborare con queste associazioni che si dimostrano davvero eccezionali proprio con i giovani, con tutta una serie di persone che sono meravigliose. Quindi qui io devo ringraziare come Regione i giovani, ma soprattutto tutte queste associazioni e i grandi e i tanti volontari che collaborano con loro per fare riuscire, proprio per riuscire queste manifestazioni. Quindi un grazie davvero grande, 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 grande.
Siamo alla partenza della terza tappa e siamo con il vincitore dell'arrivo di Paolaro, Luca Regalli, che con uno sprint ha fulminato Lira e Company. Ci credevi? Ma sì, ci credevo sì, perché alla fine sapevo che era una fuga buona, ce l'ho messa tutta e alla fine ero il più veloce poi, cioè alla fine era buona. Nel finale però hanno attaccato in tanti, tu sei stato uno degli ultimi a rientrare e hai anche speso parecchio. E sì, a 4 dall'arrivo più o meno, sono rimasti in 2 davanti e al GPM avevano un 100 metri di vantaggio, ho fatto una sparata e sono rientrato, ho speso il minimo indispensabile, ecco, senza esagerare. Terza tappa del Giro del Friuli, le prime voci sono per un giro positivo sotto tutti gli aspetti. Sì, finora è andata veramente bene, fuori che qualche piccolo incidente ragazzi, ma niente di grave, ma per quanto riguarda il resto è andata molto bene, siamo contenti, tutto lo staff ha lavorato bene, le squadre, i ragazzi si sono comportati bene, hanno fatto una belle gare agonistiche dall'inizio alla fine. Oggi è la terza tappa con l'arrivo sullo Zoncolan e vediamo se sconvolge un po' la classifica. Sicuramente i percorsi qui in Carnia non mancano, sono belli e sono anche molto impegnativi. Sì, bei percorsi, belle strade, impegnativi come hai detto tu giustamente, e, insomma abbiamo cercato di fare del meglio per trovare percorsi adeguati per la categoria juniores. C'era stato indicato anche dal CT Rino De Candido di fare un Giro del Friuli abbastanza impegnativo, che così lui lo sta seguendo, però è rimasto contento e abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Sotto l'aspetto organizzativo Gilberto Pitarella è soddisfatto, oramai da qualche anno voleva questo Giro del Friuli, finalmente 4 tappe, un giro importante, uno dei pochi rimasti. Sì, abbiamo sofferto un po' qualche anno, abbiamo fatto solo un giorno, 2 giorni e quest'anno finalmente siamo riusciti, chiaramente con la collaborazione e il patrocinio delle amministrazioni pubbliche della Regione Friuli Venezia Giulia, Promotorismo Friuli Venezia Giulia e i nostri amici sponsor, siamo riusciti a imbastire questi 4 giorni che sta andando bene finora. Adesso vediamo oggi e domani la conclusione al Zano X. E sei riuscito a mettere insieme anche un cast di partecipanti veramente valido. Sì, le squadre che ritengo che le squadre migliori italiane, fuori che la Toscana che ha il campionato regionale domani, e le squadre migliori sono qua presenti e si stanno dando battaglia e i ragazzi dimostrano di veramente fare delle belle gare. E le gare le fanno i ragazzi e noi cerchiamo di fare il nostro meglio per renderla agonistica a tutti gli effetti. Si parte dunque per questa terza frazione con Fabio Mazzucco Borgomolino in testa alla generale, maglia giallo-blu, Regione Friuli Venezia Giulia, quella indossata dal padovano di Piove di Sacco. Le altre maglie sulle spalle di Luca Regalli, quella rossa a punti, dotazione Klaber, di Florian Friedrich, quella verde del Gran Premio della Montagna, a formaggio dal Ben Latteria di Aviano, quella bianca dei giovani, sponsorizzata da Eurocasa, invece vestita da Marco Grendene, mentre quella azzurra di Traguardi Volanti, Unieuro Baviera, è indossata da Emanuele Ansaloni. Al termine del giro sarà consegnata una sesta maglia, quella offerta dalla Progiline, che andrà al primo corridore friulano. La terza tappa è quella più attesa, da Paluzza al Monte Zoncolan sono 104 km, niente di impegnativo nei primi 90, parte dei quali in circuito, un anello di 15 km e 500 metri da ripetersi per 5 volte, ma il finale, gli ultimi 10, saranno davvero impegnativi. Si salirà infatti fino ai 1291 metri del Monte Zoncolan, ascesa che inizierà da Sutrio, quindi dal versante meno difficile di questo storico traguardo, teatro di grandi sfide al Giro d'Italia. Sarà comunque un'arrampicata dove si decideranno le sorti di questo 15° Giro del Friuli Venezia Giulia. La classifica ancora molto corta subirà sicuramente uno scossone ed i ritardi saranno poi difficilmente recuperabili nell'ultima facile frazione che da Gemona porterà la carovana sul traguardo finale di Azzano X in provincia di Pordenone. Diego Cisamolo della World Service, intanto caduto il giorno precedente e vittima di una forte contusione al polso, è costretto ad abbandonare. Dicevamo primi 90 km poco impegnativi ed infatti, a parte gli sprint per i traguardi volanti in località Giulio, non succede praticamente niente fino all'uscita del circuito al quinto giro, dove prova alla lungo Giulio Masotto, portacolori della Cipollini a Salistefen, per lui 25 secondi di vantaggio, qualche chilometro all'aria e poi rientro nei ranghi quando la corsa arriva all'imbocco della salita finale.
Si accendono subito i fuochi con il marocchino Imad Sekak a scandire il ritmo per il suo compagno di squadra al team Giorgi, vale a dire Karel Vacek, uno dei favoriti per questa frazione assieme a Filippo Zana e Andrea Pietrobon e qualche altro bel nome che non manca nella lista dei partenti di questo 15° Giro del Friuli. Fabio Mazzucco invece, il leader, anche se una salita così lunga non è poi la sua migliore palestra, potrebbe superarsi vestendo le insegne del primato. Termina il suo lavoro Imad Sekak e immediatamente entra in scena l'asfissiante progressione di Vacek con Zanna a ruota e Mazzucco in terza battuta. Grande selezione fin dal primo chilometro di ascesa. L'accelerazione di Sekak ha letteralmente frantumato il gruppo, la sfida dunque già lanciata, ancora lontano dal traguardo. Niente tatticismi per Karel Vacek, questo è il mio ritmo, dice, chi ce la fa mi segua. Bravo a riagganciarsi anche Spadini della Cipollini, per qualche centinaio di metri regge la cadenza della testa, poi, come pure Zana e Mazzucco, deve rinunciare all'esagerata, impossibile andatura imposta dallo straordinario atleta ceco in forza al team Giorgi, la formazione bresciana del presidente Carlo Giorgi, presente al seguito della corsa. Filippo Zana, Autozai Contri, cerca con un'andatura regolare di limitare i danni, si libera di Mazzucco che viene raggiunto successivamente da Andrea Pietrobon, ma il capoclassifica attraversa un momento davvero difficile, le gambe non girano come dovrebbero ed è quindi costretto a mollare anche la ruota del corridore bellunese, vincitore quest'anno a San Michele di Fletto, dove allo sprint superò proprio il portacolori della Borgomolino Rinascita Ormelle. Karel Vacek intanto non lo ferma più nessuno, le gambe girano ininterrottamente come un mulinello, mai una pausa nel suo elegante incedere. Vacek l'anno scorso tra gli allievi vinse la Scandolara Pianezze con arrivo in salita e la Coppa fu in altra corsa con un'impennata nel finale, 2 successi netti, autoritari, come la prestazione che sta sfoderando nella Paluzza Montezoccolan, terza tappa del Giro del Friuli Juniores, creatura della società ciclistica Fontana Fredda, del presidente Stefano Baviera e dello storico organizzatore Gilberto Pittarella. Pietrobon intanto aggancia Zana, mentre il leader Mazzucco in maglia giallo-blu regione Friuli Venezia Giulia è intruppato in un plutoncino di 11 unità, e vale a dire Petrucci, Amadio, Leoni, Carpenè, Spadini, Mantovani, Pegoraro, Aleotti, De Vittori e Del Guzzi. Posizioni quindi ben delineate, con Karel Vacek che guadagna 50 secondi sulla coppia Zana-Pietrobon, oltre 1 minuto e mezzo su Ele Guzzi che nel frattempo ha lasciato il plutoncino degli 11, dove il leader Mazzucco sale accusando un ritardo che supera i 2 minuti e mezzo. Vacek al via da Paluzza aveva un ritardo nei confronti di Zana di 20 secondi e rendeva soltanto 8 secondi a Pietrobon. Sono questi i 3 che fanno la classifica, gli altri tutti distanti possono chiudere qui il capitolo Giro del Friuli. Abbiamo visto in precedenza anche il bravo Omar El Guzzi che sale in quarta posizione, mentre Karel Vacek, incontenibile, va al passaggio all'ultimo chilometro. Tappa e maglia quindi in cassaforte per il corridore ceco, da quest'anno in Italia tra le file del team Giorgi, vittoria e simbolo del primato, una leadership difficilmente scalzabile. E così dopo la terza tappa della Corsa della Pace ad Altenberg in Germania il 6 di maggio e il 51esimo trofeo Enzo Migliore il 21 di maggio a Celea in provincia di Torino, ecco il terzo successo stagionale per questo promettente ragazzo classe 2000 junior al primo anno. Un'azione iniziata al primo chilometro di salita, una grande prestazione per una grande vittoria ai 1291 metri del Monte Zoncolan. Un'ipoteca sul Giro del Friuli, anche se dobbiamo sottolineare l'eccellente prova di Filippo Zana e di Andrea Pietrobon. Monte Zoncolan attende ed applaude Karel Vacek, team Giorgi, che conclude in 2 ore 33 primi e 27 secondi alla media di 39,335. Con un ritardo di 1 minuto e 16 secondi, Filippo Zana va a conquistare la seconda posizione davanti ad Andrea Pietrobon, accreditato ad un primo e 18 secondi. Quarta piazza per Omar Ele Guzzi, portacolori dell'Ausonia Pescontina. Il ritardo di Ele Guzzi 2 minuti e 5 secondi, mentre per la quinta posizione sprint autorevole del leader Fabio Mazzucco a 3 minuti e 5 secondi. Seguono poi Spadini, De Vettori, Carpenè, Petrucci e Polano. Karel Vacek è la nuova maglia giallo-blu regione Friuli Venezia Giulia, con 20 secondi di vantaggio su Filippo Zana e un primo e 10 secondi su Andrea Pietrobon. Team Giorgi numero 1. Ma l'abbiamo presa subito forte, io ho cercato di
di tenere il ritmo dei primi. Sono andato un po' fuori i giri là e poi l'ho pagato un po'. Ho cercato di gestirmi, sono andato un po' in crisi a metà, dopo mi sono ripreso, però avevano un po' un passo superiore oggi gli altri. Come hai trovato la salita? Ieri abbiamo visto la salita in macchina e la salita mi è piaciuta molto. Sì, la salita era anche molto dura, era molto regolare. Sì. E hai attaccato subito? Sì, ho attaccato subito, ho provato a fare